Le regionali si faranno tra un bel po' di mesi, per cui potrà accadere di tutto da qui ai prossimi mesi. Ricompattando l'alleanza che sembrava perduta con il nuovo centrodestra di Alfano dopo l'elezione del Presidente della Repubblica Mattarella, così a sorpresa il governatore Luca Zaia torna a ribadire come in Veneto il rapporto con l'NCD è sempre stato positivo. Confermo l'ottimo rapporto che ho con la maggioranza, con l'NCD, con Forza Italia e i tanti lavori che abbiamo fatto assieme e il rispetto del programma che abbiamo sempre portato avanti. La questione che pone il segretario è una questione di altro tipo, ovvero dice l'alleanza la si farà con chi comunque non condivide le sfide di Renzi, condivide le nostre sfide. Quindi la risposta a Clodovaldo Ruffato, presidente del Consiglio regionale, nonché uno dei leader dell'NCD Veneto. La chiarezza la faremo con i programmi, con le progettualità nel momento in cui andremo a discutere le alleanze e le eventuali alleanze. Infine la richiesta è rivolta al nuovo capo dello Stato, Mattarella, di un Veneto a statuto autonomo. Noi invece chiediamo che il Veneto diventi regione a statuto autonomo. Ci sono le possibilità al pari di Trento e di Bolzano.